non c'è nessuna indagine, c'è una richiesta di chiarimenti datata 24 marzo della Corte dei Conti sulla questione banchi. Eccoli i banchi incriminati che inizio febbraio le nostre telecamere avevano ripreso stoccati nei magazzini della provincia di Padova. Fermi, non ci sono dubbi, sul procedimento giuridico amministrativo che ha portato all'acquisto su precisa richiesta della Corte dei Conti di Venezia, l'organo di controllo regionale, la provincia di Padova ha inviato tutta la documentazione. Abbiamo già dato corso e ancora nei giorni scorsi penso che qui si concluda la vicenda in maniera dal punto di vista dell'aspetto giuridico amministrativo. Abbiamo indicato nel dettaglio tutti gli estremi dei lotti di fornitura dei banchi, abbiamo fornito precisamente tutte le richieste che ci sono pervenute dai presidi e abbiamo fornito anche le informazioni su quelli che sono i banchi rientrati da alcune scuole che poi non li hanno voluti. I banchi fermi, 345, sono a disposizione delle scuole che ne faranno richiesta, banchi che nell'incertezza con cui si sono mossi i passi durante l'estate 2020 in vista della riapertura degli istituti erano stati indicati dal Ministero e avevano ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie. Questa è una scelta politica, anche a me non piace, se dovevo fare questa scelta non l'avrei fatta e sono disponibile ogni qualvolta me lo chiedesse di fornire tutta la documentazione tecnica e con me sono disponibili il direttore generale, tutti gli uffici a fornire tutto nel dettaglio.